Tienimi compagnia mentre finisco la salsa. Non ci sono abbastanza cose, suppongo. Non ci sono abbastanza cose? Ora penserai che io stia dando i numeri. Speriamo che nessuno mi abbia sentito. Perché no? Ogni tanto mi scappano queste frasi. Tu sei un neurologo. Magari può darsi che per te ci sia un senso. Lo so che sembra pazzesco, ma mi capitano queste cose così quando assaggio le forme. Come posso spiegare? I sapori hanno una forma. Volevo che il gusto di questo pollo fosse appuntito e invece è venuto fuori tutto arrotondato. Insomma, voglio dire che è ancora troppo sferico. Non posso servirlo se non ha le punte. E naturalmente non trovi mai nessuno in grado di comprendere quello che intendi dire. Questo è il problema. Pensano tutti che sia ubriaco e che abbia voglia di scherzare. Ecco perché non dico mai niente a nessuno delle mie sensazioni. Solo quando scappano fuori così. E che a me sembra così ovvio che le persone sentano delle forme mangiando qualcosa. Se non c'è forma non c'è sapore. E dove le senti queste forme? Dappertutto. Ma più spesso mi capita di sentire qualcosa che si struscia sulla faccia o che sta sulla mano. Quando assaggio qualcosa con un sapore molto intenso, la sensazione scivola dal braccio verso la punta delle dita. La sento, il peso, la struttura, se è calda o fredda, qualsiasi cosa. La sento come se la potessi maneggiare. Io lo so che qui non c'è niente, ma non è un'illusione, perché la sento veramente. Da quanto tempo provi questa sensazione? Da sempre. Ma nessuno mi ha mai creduto. Sono un caso senza speranza, dottore. Non del tutto. Perché mi guardi così? Pensavo che tu potessi intendere. Non ti sto prendendo in giro. Ho finalmente la soddisfazione di conoscere qualcuno che possiede la sinestesia. La parola sinestesia denota la rara capacità di ascoltare i colori, assaporare le forme o di tastare gli odori, di fare esperienze sorprendenti riguardanti la coincidenza dei sensi, difficile da immaginare per i non sinestetici. È un'esperienza fisica e involontaria, distinta chiaramente da metafore letterarie, da simbolismi o da altre invenzioni artistiche che ogni tanto impiegano il termine sinestesia per descrivere le proprie associazioni multisensoriali. 5 criteri diagnostici definiscono la sinestesia. Per poter parlare di sinestesia devono essere soddisfatte alcune condizioni. Innanzitutto si tratta di un fenomeno involontario e passivo che può essere provocato da uno stimolo particolare, di solito facilmente identificabile. Diciamo che non può essere volontariamente provocato o bloccato, anche se in qualche modo il livello attentivo o la distrazione possono favorire o interferire con questo tipo di esperienza. Inoltre, questa sensazione, percezione sinestesica si situa di solito all'esterno della persona, nello spazio, diciamo, peripersonale, immediatamente circostante al soggetto. Ma com'è possibile che due individui dotati dello stesso apparato sensorio, di fronte agli stessi stimoli, facciano esperienze così diverse? Nel cervello di un soggetto sinestesico sembra che durante questo tipo di esperienze avvengano fenomeni piuttosto sorprendenti o, se non altro, di natura diversa rispetto ai soggetti non sinestesici.
È possibile individuare quale area è coinvolta in una esperienza sinestesica mediante tecniche moderne di indagine strumentale come la tomografia ad emissione di positroni. Sono stati testati 2 gruppi di soggetti, uno sinestesico per le parole ma non per i suoni e un gruppo non sinestesico. La tomografia ha permesso di visualizzare che cosa accadeva durante questa esperienza nei loro cervelli. In entrambi i gruppi le parole attivavano le classiche aree deputate al linguaggio, ma nei soggetti sinestesici venivano attivate anche ulteriori aree associative visive. L'attività cerebrale quindi dei sinestesici, che risulta quindi diversa da quella dei soggetti non sinestesici, può essere considerata come prova concreta, oggettiva dell'esistenza di questa esperienza così particolare com'è la percezione sinestesica. Le percezioni sinestetiche sono durature e generiche, che significa che non si modificano nel corso del tempo e che sono sensazioni grezze, non elaborate o pittoriche. Le forme visive evocate sono linee, spirali, globi, i sapori gradevoli o sgradevoli quali dolce, salato, acido, metallico e al tatto trame ruvide o morbide. Musicisti come Liszt, Rimsky-Korsakov o Messiaen erano noti sinestetici. Altri in questo campo si impegnarono in tentativi più consistenti, come il pianista e compositore Alexander Scriabin, che aggiunse alla sinfonia chiamata Prometeo o Poema del fuoco un rigo in alto che indicava la proiezione di luci colorate in contemporanea alla musica. Alexander Scriabin, nato in Russia nel 1875, morto ad Alassio in Italia nel 1915, è una delle persone, delle personalità più controverse della storia della musica, è estremamente affascinante. Scrisse dei poemi sinfonici per orchestra e per, ad esempio, strutture luminose colorate. Queste strutture tipo cerchi a spicchi colorati dovevano ruotare seguendo le armonie che l'orchestra percorreva, sposarsi a delle essenze che venivano così diffuse in sala, ma questo forse è l'aspetto, diciamo, più eclatante, più scenografico, più periferico dell'arte di Scriabin. L'arte di Scriabin in realtà mirava ad un'analisi ben più approfondita dei valori vibrazionali di carattere sonoro cosmico, tant'è vero che creò un accordo base, un accordo strutturale, il Prometheus Accord, strutturato privilegiando molto il rapporto di quarte alterando quindi e anticipando quel quarto in accordo di Schoenberg che sconvolgerà la struttura dell'armonia del Novecento, quindi un anticipatore con Wagner e il Tristan Accord di una messa in crisi delle strutture armoniche, ma soprattutto rifletterà e penserà e lavorerà su alcune strutture sonoro-matematiche come grandi algoritmi che secondo lui potevano costituire un codice planetario per la strutturazione di tutte le scale musicali, anche delle civiltà musicali più diverse. Le sinestesie sembrano essere prerogativa di persone con uno spiccato senso artistico e con un sofisticato apparato estetico che consente loro un'immaginazione sensoriale ricca e variegata, contrapposta a concezioni astratte e speculative.